Francesco Piccin prosegue la collaborazione di Banca Prealpi San Biagio con Caro Began, in questo caso per una mostra con una forte impronta artigianale. Sì, è proprio una bellissima idea questa adozione che abbiamo fatto a Casa Loregan, perché in questi 3 anni abbiamo visto artisti nuovi, emergenti. Il nostro istituto è un istituto che sostiene gli artigiani, sostiene l'industria, sostiene la comunità, e quindi vedere dei nuovi talenti che si prestano all'arte è stata una cosa buona e giusta. Infatti oggi vediamo una mostra molto bella perché si tratta di mosaici portati verso la modernità, quindi figure, immagini che possono andare bene anche ai più giovani, cosa che noi stiamo molto attenti per il fatto che la nostra realtà è fatta da giovani e del futuro. Noi cerchiamo di essere un istituto storico che guarda al futuro, quindi il nostro istituto Banca Prealpi San Biagio riuscirà ad essere accanto a queste mostre a Treviso come in tutta la comunità, proprio per fare in modo che non manchino le risorse che raccogliamo dai nostri risparmiatori che ci danno fiducia e le restituiamo per fare in modo che l'arte e tutti questi luoghi siano ben frequentati dalle persone locali e dai turisti.